Giudite. Si era al 12° anno di Nabucodonosor, che regnava sugli Assiriani a Ninive, la gran città. Arpaxad, in quel frattempo, regnava sui mediani a Ecbatane. Al cerclà questa città con un muro torator, 2 clapons, larghi 3 comedons e lunghi 6, portando gli muris a un'altezza di 70 comedons e una larghezza di 50. Tes quartis al fase fa su toratis di 100 comedons di altezza, per 60 di larghezza tes fondis. E anche gli quartis arrivavano a 70 comedons, per 40 di larghezza, che permetteva di molafur, di bot, tutto l'esercito e la sfilata dei suoi fantaris. Proprio in quel frattempo, il re Nabucodonosor attaccavuere quinti al re Arpaxad, te grande plane che gli adespanzis di Ragau. Desso bande si erano mettusi in schirie tutte le indes mons, duc che dall'Eufrat, dal Tigri, dall'Idaspe, e che i desplanis che erano sotto dal re degli Elamiz, Arioc. Sì che dunque, un disordine di int si dera in convigne per da una man ai figli di Cheleud che si battevin. Nabucodonosor, re degli Assirians, al mandà un beffel a tutte le inde Persie, a duc che erano a Sorelia Mont, a che de Cilice, di Damasc, dal Liban e dall'Antiliban. Ad Ucchei de queste, all'Eint dal Carmel, di Galaad, de Alte Galilee, de grande plane di Esdrelon, all'Eint di Samarie e de città Sodie, a chi lei dal Giordan, finta Gerusalem, Batane, Chelus, Cades, il flum d'Alegit, Tafni, Ramses, tutte la tiere di Giessen, di là di Tanis e di Menfi, e a 12 abitanti d'Alegit, finta ai confini con l'Etiopia. Ma la inti tutti questi regioni non erano da ordice che diceva Nabucodonosor, re degli Assiriani, e non si metterono con lui a fa guerra. Non avevano nessuna paura di lui, perché se on loro, agli era come se fosse stato di Bessol. Sì che dunque, a tornare a mandare in da ora i mes, con gli mans schiassanti e chiamati offesis. Allora Nabucodonosor si arrabbiò molto, quinto di tutti questi regioni. Al fase giuramento sulla Sossente e sul Sorream, che si sarebbe vindicato e che avrebbe fatto il fisco con la spada in tutte le regioni di Cilice, di Damasc, di Sirie, come anche a Moab, con gli Ammonizi, in tutte le Giudee e in tutte le Git, finta ai confini dai due mars. Con gli sforzi scalveve, attaccò il re Arpaxad dal 17° anno, e in queste battaglie lo vince. Al fiscato tutto il suo esercito, tutta la sua cavalleria e tutti i suoi chiars. Si chiappò le sue città e arriva finta a Ecbatane, dove ha chiappato Ratis, al fiscato Placis, riducinta una vergogna tutte che gli era sta della sua bravura. Da spo, al brinca al Paxad sugli monti di Ragau, lo passò fur par fur con i suoi lancis e lo finì dal tutto in che di stesse. Poi, al tornare in Daur con i suoi soldati, e una fulugna di int che non finiva altri, che orleve Daur, tanti di che i soldati di non arrivare con taio, e così si buttarono sulle baldorie, lui e i suoi soldati, per cente vinc tornadis.